Porto di Santa Margherita Ligure, via libera in conferenza di servizi al progetto per la messa in sicurezza. Il piano d'opera ha un valore di 15 milioni di euro e renderà lo scalo a prova di mareggiata. Restano gravissime le condizioni del dipendente di Autostrade travolto da un camion ieri mattina in A12 mentre prestava assistenza a un veicolo in panne. In corso le indagini per chiarire la dinamica. Proseguono a Casarza Ligure i lavori per il rifacimento di Piazza della Vittoria. I commercianti manifestano dubbi e disagi e chiedono all'amministrazione di essere maggiormente coinvolti. I beni materiali servono ma devono essere condivisi. All'Angelus il pontefice mette in guardia dalla cupidigia al termine la preghiera per le vittime degli attentati negli Stati Uniti d'America. Festa di San Giacomo a Canevale, presieduta dal vescovo di Chiavari. Monsignor Tanasini ha invitato a imitare il santo nella sua dedizione totale a Dio, mettendo da parte l'angoscia per i beni terreni. La vita e sogno di Calderón de la Barca, in scena domani sera a Rapallo. Sul palco la compagnia al Portico di Salomone con una articolata riflessione sul rapporto fra sogno e realtà. La fabbrica di Ciocco Pilato vince l'edizione 2019 della Barcolonata a Sesti Levante. Grande successo di pubblico in Baia del Silenzio dopo il rinvio della manifestazione di una settimana a causa del maltempo. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. In apertura andiamo a Santa Margherita Ligure. Questa mattina la conferenza dei servizi ha dato il via libera al progetto per il nuovo porto cittadino, un piano d'opera che renderà lo scalo a prova di mareggiata. Il servizio da Santa Margherita. Via libera al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Santa Margherita Ligure. L'approvazione è arrivata stamani dalla conferenza dei servizi riunita in comune. Il piano d'opera, presentato lo scorso 29 marzo, ha un valore di 15 milioni di euro ed è stato elaborato in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Provveditorato delle Opere Pubbliche, con la Sovrintendenza, la Capitaneria di Porto, Regione, Città Metropolitana e Comune. Il tutto per accelerare la fase di approvazione. Un intervento fondamentale per la messa in sicurezza dello scalo e della città, spiega il sindaco, calibrato per reggere a eventi calamitosi come quello della mareggiata del 29 ottobre scorso. Il prossimo passaggio sarà l'avvio del bando di gara per poter consegnare il primo lotto di lavori entro settembre, così da rispettare i tempi previsti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Uno step che arriva dopo la riapertura del porto cittadino, che nel giro di 9 mesi dal disastro di ottobre è stato ricostruito e reso agibile. A poco la comunità sammargheritese sta superando i disagi della calamità dello scorso anno. Per il ripristino delle grandi strutture sono ancora necessari alcuni interventi. Penso alla strada che collega Paraggio e Portofino, che già ha un senso unico alternato oramai da aprile, ma che in realtà bisogna ancora di completare gli interventi per il doppio senso e per la totalità della passerella pedonale che oggi è stata ripristinata per circa un terzo. Il depuratore in realtà è stato ripristinato in maniera completa, manca ancora una parte di scogliera a protezione. Il porto visivamente non presenta più le cicatrici di ottobre, a settembre deve partire il primo dei 2 lotti di lavori per mettere in sicurezza la parte delle fondamenta della punta del porto. Nessun cantiere attivo nel fine settimana del mese di agosto sulla rete autostradale della Liguria. È quanto deciso oggi durante la riunione che si è svolta in Regione Liguria con i rappresentanti di Autostrade dei Fiori, Salte e Autostrade per l'Italia. Le uniche 2 eccezioni saranno alcuni lavori concentrati esclusivamente nei giorni feriali da lunedì a venerdì nella tratta Genova-Voltri, Genova-Aeroporto e il cantiere permanente non rimovibile sulla A6 Torino-Savona tra Altare e Millesimo. Sono sempre gravissime le condizioni di Renato Nicolini, il dipendente di Società Autostrade, travolto da un camion ieri mattina in A12 mentre prestava assistenza a un veicolo in panne. Sul fronte delle indagini intanto si fa largo l'ipotesi che l'autista del mezzo pesante possa essere distratto mentre il camion procedeva a velocità non elevata. L'uomo è indagato per lesioni stradali, sono stati sequestrati il mezzo e il cellulare dell'autista per capire se stesse telefonando oppure scrivendo dei messaggi. Vediamo.
È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri Renato Nicolini, il dipendente della società Autostrade di 51 anni di Sestri Levante, che ieri mattina è rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto poco prima delle 10 lungo l'autostrada A12 fra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova nella galleria Sant'Anna. L'uomo stava prestando assistenza ad un'auto in panne, ferma in galleria sulla destra. Sul posto era intervenuta anche un'auto della Polizia Stradale di Genova. Un camion che poteva viaggiare nonostante il divieto di norma imposto ai mezzi pesanti nei fine settimana ha centrato in pieno il furgone di Autostrade che era stato sistemato a bordo della carreggiata. L'uomo è rimasto schiacciato tra il furgone e la parete della galleria. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Ha riportato fratture costali, contusioni polmonari ed un pneumotorace, un ematoma al fegato, la frattura del bacino, fratture e lussazioni agli arti inferiori. Accompagnato alla piazzola dell'elisoccorso di Cogorno, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, dove è stato trattenuto nel punto di rianimo del pronto soccorso per diverse ore, prima di essere sottoposto ad un intervento chirurgico congiunto fra plastici ed urologi. Feriti anche il conducente dell'auto in panne e i 2 agenti della Polstrada che si trovavano sul posto, trasportati tutti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. I 2 agenti della Polstrada sono stati dimessi, così come un secondo operatore di Autostrade. Lesioni non importanti per il conducente del camion, mentre è rimasto praticamente illeso il conducente dell'auto che si trovava ferma in galleria. La carreggiata verso Genova dell'Autostrada è rimasta chiusa per diverse ore. I volontari della Protezione Civile hanno distribuito acqua alle persone che si trovavano in coda da Deiva verso Sestri Levante. Traffico in tilt dunque anche sull'Aurelia fra Lavagna e Sestri Levante. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 15. Gli agenti della polizia penitenziaria di Chiavari sono stati protagonisti di un soccorso a 2 turisti tedeschi, padre e figlia piccola, coinvolti in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 13 sulla A12, poco prima dell'area di servizio di Sant'Ilario, dopo Genova Nervi in direzione Levante. Gli agenti sono stati i primi a soccorrere i 2 in attesa dell'arrivo del 118 e hanno aiutato nella gestione del traffico. La piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini di Genova. Ed è stabile il ragazzino di 16 anni soccorso in mare a Rapallo dopo essere andato in arresto cardiaco al termine di un tuffo dalla spiaggetta del Castello. Il fatto risale a sabato pomeriggio. Il giovane è ricoverato in rianimazione a Lavagna ed è ancora tenuto in coma farmacologico con prognosi riservata. Le indagini per comprendere la ragione dell'incidente sono ancora in corso. I carabinieri sono in attesa del referto finale da parte dei medici dell'ospedale di Lavagna. Documento importante anche per la procura che deve nominare un consulente tecnico per chiarire proprio il fatto. L'iniziale ipotesi di una folgorazione infatti non è stata per ora confermata dai dati raccolti dalle forze dell'ordine. Il ragazzo, lo ricordiamo, è stato salvato prima dai bagnanti presenti in zona, subito dopo dai soccorritori alla terza scarica di defibrillazione. A Casarzia Ligure proseguono i lavori per il rifacimento di Piazza della Vittoria con gli inevitabili disagi da parte dei commercianti che hanno sollevato dubbi e perplessità all'amministrazione comunale. Per parte propria la Giunta assicura il massimo sostegno in questa fase dei lavori. Il servizio da Casarzia Ligure. Come sta andando quei lavori, signora? Il periodo era almeno indicato tutto l'anno perché il disagio a novembre, magari dicembre era lo stesso. Gennaio, però adesso con qualche turista il disagio è superiore. Lei lavora di più con le persone che vengono a piedi o con l'auto? Io lavoro senz'altro di più con le persone che vengono con l'auto perché qui anni fa io ero di là, abbiamo sempre lavorato sul passaggio, pochi vengono a piedi perché oramai chi lavora, chi va di corsa, chi va di premura, anche i bambini oramai hanno premura. Io non voglio criticare quello che sta facendo il comune, però è come lo stanno facendo, ci ha messo in piena difficoltà, guardate voi come stiamo scaricando, a rischio anche secondo me per la strada, per la gente che passa, per la gente che viene a comprare da noi. Non so come fanno a permettere una cosa del genere, ecco, io mi chiedo solo questo. Quindi voi soprattutto avreste voluto modalità diverse, un maggiore coinvolgimento? Io personalmente avrei voluto essere un po' più, ma non io, tutti i miei colleghi diciamo, aver avuto un po' più parola su sta piazza. Probabilmente qualcuno si dimentica le tantissime riunioni che abbiamo fatto in comune con i commercianti
Dirò di più, che il progetto originario era per la pedonalizzazione totale della piazza. Poi sono state fatte delle riunioni con i commercianti, i quali hanno avuto delle perplessità da noi accolte, ed è stato modificato in quel senso, per andare incontro alle loro esigenze. Capisco comunque che per i commercianti ci sia un po' di disagio, perché i lavori in corso ci sono, quindi è evidente, stiamo cercando di ovviare a queste loro difficoltà, creando questo parcheggio qui di fianco nell'area monumentale addirittura, ma a 10 metri, 15, ci sono 12 stalli di scorario perennemente vuoti. Perché luglio e non novembre, per esempio, per fare i lavori? Non ci sono le scuole, c'è meno movimento. Secondo me adesso il momento va bene, per come la vedo io il momento è anche nel limite, è sempre un disagio, lo sarebbe sempre stato, ma luglio-agosto per me, secondo me, va bene. In arrivo i fondi per i danni da siccità all'agricoltura subiti nel 2017, recuperando debiti pregressi che aveva lo Stato nei confronti di Regione Liguria. L'ente è riuscito a ottenere la cifra complessiva di 725.000 euro. Nei prossimi mesi avverrà l'erogazione. Attraverso questo provvedimento, commenta l'assessore Stefano Mai, riusciremo a erogare circa il 70% del danno segnalato, raggiungendo quindi quasi il massimo di legge. In totale i richiedenti a cui verranno erogati i fondi saranno 419. È Manuela Bruzzone, 42 anni, professionista alle dipendenze di una società che si occupa di export, la nuova rappresentante del CDA di ATP Esercizio. La nomina segue di qualche settimana le dimissioni di Antonella Aonzo, che ha lasciato per ragioni di incompatibilità dopo essere diventata assessore nel comune di Rapallo. Manuela Bruzzone affiancherà nel CDA di ATP Esercizio il presidente Enzo Sivori e il vicepresidente Carlo Malerba. Si occuperà di pari opportunità e, come tiene a sottolineare lei stessa, di entroterra. La nuova componente del CDA infatti risiede nel più piccolo comune d'Italia. Si chiama Rondanina. E adesso apriamo la pagina ecclesiale del nostro giornale. I beni materiali servono ma devono essere condivisi. Così il Papa ieri all'Angelus in piazza San Pietro, commentando la parabola del ricco stolto, Francesco ha messo in guardia dalla cupidigia che non si sazia mai. La sintesi nel servizio che segue. I beni materiali sono necessari, ma se diventano il fine della nostra vita, incatenano il cuore e lo distolgono dal vero tesoro che è nei cieli. All'Angelus il Papa commenta il brano di San Luca, dove parla della richiesta rivolta a Gesù di dirimere una questione di eredità di famiglia. Rispondendo con la parabola del ricco stolto, Cristo esorta a rimanere lontano dalla cupidigia, dice il Papa, cioè dall'avidità di possedere, spesso sorgente di inquietudine, avversità, prevaricazioni e guerre. Pensiamo alle lotte per le eredità, tante lotte di famiglia. Tutti sappiamo qualche storia che all'ora della morte incominciano a venire i nipoti, i nipotini a vedere ma cosa tocca a me, cosa tocca a me. E portano tutto. È in questa contrapposizione che si giustifica l'appellativo di stolto, perché pensa a cose che lui crede essere concrete, ma sono una fantasia. Appellativo di stolto con cui Dio si rivolge a quest'uomo. Egli è stolto perché nella prassi ha rinnegato Dio, non ha fatto i conti con lui. I beni materiali dunque devono essere un mezzo per vivere onestamente, dice il Papa calcando sulla parola mezzo, e nella condivisione con i più bisognosi. Non vuol dire straniarsi della realtà, ma cercare le cose che hanno un vero valore. La giustizia, la solidarietà, l'accoglienza, la fraternità, la pace, tutte cose che costituiscono la vera dignità dell'uomo. Si tratta di tendere ad una vita realizzata non secondo lo stile mondano, bensì secondo lo stile evangelico.
E dopo l'Angelus, il pontefice ha pregato per le vittime delle sparatorie negli Stati Uniti, in Texas, in California, nell'Ohio. Alle parole di Francesco fanno eco quelle della Conferenza Episcopale statunitense, che in una nota dichiara: la violenza legata all'uso delle armi da fuoco è diventata una piaga che continua incontrollata e che si diffonde in tutto il nostro paese. Un invito a cercare le cose di lassù è stato formulato dal Vescovo in occasione della festa per San Giacomo a Canevale. Parlando del Vangelo del giorno, Monsignor Tanasini ha spiegato che l'angosciarsi per i beni terreni distoglie all'arricchirsi davanti a Dio. Il servizio. Come tutti gli apostoli, Giacomo portava un tesoro inestimabile in un vaso di creta, portava la dedizione totale a Dio e tutto quello che aveva imparato da Gesù nella fragilità del suo essere, espressa poi con il martirio. È la riflessione che il Vescovo affida ai fedeli di Canevale in occasione della festa patronale. Dedizione e fragilità, sottolinea dunque Monsignor Tanasini, due atteggiamenti che si legano al Vangelo del giorno, dove Gesù mette in guardia dalla cupidigia. La fragilità di spendersi e angosciarsi per i beni terreni, spesso fonte di gelosie, litigi e diatribe, distoglie dall'arricchirsi davanti a Dio. Paolo ci ha chiesto di guardare le cose di lassù se siamo risorti con Cristo. Ci ha chiesto di essere liberi da tutte queste pesantezze. E se avete notato anche nell'elenco dei vizi che appesantiscono la nostra vita, Paolo mette anche la cupidigia che è avarizia. Cerchiamo le cose di lassù invece. Abbiamo questa libertà profonda del cuore, che non disprezza le cose della terra, ma le fa relative a quelle del cielo. Per Canevale, tra le più piccole parrocchie della Val Fontana Buona, è stata l'occasione per stringersi attorno a Don Marco Gattorna, dopo 7 anni prossimo al suo nuovo incarico di parroco a Cicagna. Dico grazie alle persone che in tanti modi mi hanno aiutato, hanno collaborato con me, mi hanno corretto, mi hanno aiutato a capire, perché sento che il pastore, che è parroco, ma innanzitutto deve guardare a Gesù e deve aiutare le persone a guardare a Lui. Quindi credo che certamente c'è un legame affettivo che non si cancella, poi tutto sommato rimango ancora in valle, ecco, in questa nomina poi a parroco di Cicagna rimaniamo vicini, però la cosa bella è che insieme camminiamo tutti verso Gesù e non attiriamo a noi stessi ma attiriamo a Lui. Festa della Madonna del Mare, questa sera a Zoaglia, alle 21:30 sarà celebrata la Santa Messa sul molo della Gaiassa in spiaggia. Seguirà la processione in mare per la benedizione della statua posta sul fondale marino. Inizia domani il tempo di preparazione alla solennità della Madonna del Buon Viaggio a Riva Trigoso. Nella parrocchia di San Pietro ogni pomeriggio la Santa Messa è in programma alle ore 18. Il CAV, Centro di Aiuto alla Vita del Tigullio Occidentale, promuove presso l'auditorium della parrocchia di Sant'Anna in Rapallo una mostra sul concorso storico, culturale e religioso di Santa Madre Teresa di Calcutta. La mostra resterà aperta sino al 30 agosto, tutti i giorni dalle 8:30 a mezzogiorno e dalle 15:30 alle 18. L'esempio di Santa Madre Teresa di Calcutta, il suo impegno nei confronti degli ultimi, in special modo i più piccoli, ma anche i temi di attualità come la denatalità, la violenza verso le donne e il rispetto tra i generi. Sono questi temi che trovano spazio nella mostra Santa Teresa, difesa della vita ed Eucaristia, allestita nell'auditorium della chiesa di Sant'Anna a Rapallo dal Centro di Aiuto alla Vita del Movimento per la Vita del Tigullio Occidentale. Fermarsi e riflettere il dono della vita all'interno dell'Eucaristia. Questa Eucaristia che consente di poter contemplare nel proprio cuore la divinità e il dono che nostro Signore ci ha fatto con la sua morte e redenzione. Una morte di nostro Signore che porta alla vita. Ecco perché il rispetto della vita dal momento del concepimento fino alla sua morte naturale, senza che vi sia alcun intervento umano di per sé illecito, è una forza che deve mantenerci attivi e sempre in maniera di riflettere, discutere, aiutare anche coloro che hanno dei pregiudizi rispetto alla difesa e al rispetto della vita naturale.
La mostra, composta da 30 pannelli di grande formato e da 3 televisori con video molto coinvolgenti, cerca con un linguaggio snello ed una illustrazione moderna di essere di impatto anche per quelle fasce di giovane età oggi difficilmente raggiungibili. Obiettivo principale però è di far conoscere i servizi dei centri di aiuto alla vita e la loro attività di sostegno nei confronti delle giovani mamme. È sufficiente che nel cuore di una mamma che sta pensando se mantenere la sua gravidanza ci sia questo pensiero, il diritto alla vita del suo figlio, e che esistono delle associazioni che la possono aiutare fin dal momento del concepimento e aiutarla anche quando il bambino avrà 1, 2, 3, 4 anni, collegandola per i suoi bisogni con le istituzioni, il comune, il consultorio, la ASL. La vita è sogno è un'opera del 1635 di Pedro Calderón de la Barca che affronta il tema del rapporto fra sogno e realtà e lo fa in una prospettiva sorprendentemente attuale. Per questo il testo è stato scelto per la rappresentazione annuale degli attori della compagnia Il Portico di Salomone, nata a Rapallo nel 2012 da un gruppo di giovani che si avvale della regia di Marina Maffei e quest'anno anche della collaborazione del gruppo Alpini Rapallesi. L'opera sarà portata in scena domani sera alle 21:30 presso il Teatro all'Aperto di Villa Tigullio. Le offerte raccolte saranno destinate ai progetti di padre Ibrahim, parroco di Aleppo in Siria. Vediamo. La vita è sogno? La vita è sogno, sì, è uno dei temi principali del Pedro Calderón de la Barca, che è lo scrittore della pièce, che fa riferimento proprio a questo parallelismo che c'è tra la realtà e il sogno. Infatti, secondo l'autore, è sogno tutto ciò che ha una fine, essendo la vita finita, anche la vita quindi un sogno. Per cui ciò che decide di sottolineare è che nonostante anche la vita possa essere o meno un sogno, è bene comportarsi nella maniera migliore, perché comunque è tutto un ciclo e quindi tutto torna. Qual è stata l'esperienza di questa preparazione a questa giornata? Diciamo che è un'esperienza lunga mesi. Noi abbiamo iniziato quest'anno intorno a dicembre, poi iniziano, diciamo, la parte di memorizzazione del testo, dopodiché si inizia a mettere in scena le varie parti e solo verso l'ultimo periodo si riesce a vedere un po' l'insieme dell'opera e quindi come effettivamente risulterà. In fase di adattamento e riduzione del testo abbiamo deciso di introdurre 4 nuovi personaggi non previsti nell'opera originale. Praticamente dei 4 personaggi principali abbiamo introdotto 4 alter ego che rappresentano un po' la parte interiore dei personaggi, quindi il pensiero, le emozioni, i sentimenti, e durante l'opera si vedrà che ci sarà un'evoluzione del rapporto tra i personaggi principali e i propri alter ego. E per vedere quali saranno le modalità e gli esiti di questa evoluzione vi aspettiamo il 6 sera alle 21:30 a Villa Tigullio. È tutto pronto per martedì? Sì, è tutto pronto, diciamo che abbiamo ancora la prova generale che metterà forse in luce i difetti, ma andiamo oltre quelli perché il lavoro fatto è ancora più interessante. A noi interessa più che la rappresentazione finale l'esperienza di tutto l'anno. Aggiungo che questo lavoro è sempre, il nostro lavoro è sempre sostenuto dalla pastorale giovanile, dall'ufficio della pastorale giovanile diocesana, e il vescovo da lontano ci guarda con molto affetto. Come mai i lavori al Ponte della Maddalena sono fermi? A chiederlo sono i consiglieri di minoranza di Noi di Chiavari. Il gruppo ha presentato un'interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta all'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bisso. Levaggi, Garibaldi e Colombo chiedono quale sia lo stato del ponte e l'iter dei lavori previsti.
I consiglieri comunali di Cogorno, Bacchelle e Castelli hanno scritto al prefetto di Genova per chiedere di chiarire la situazione segnalata da numerosi cittadini, ovvero la presenza costante negli uffici comunali del sindaco sospeso Gino Garibaldi. Gli esponenti di Cogorno Democratica e di Partecipativa chiedono al prefetto di chiarire quali attività siano compatibili con la sospensione in atto conseguente la condanna in primo grado notificata dalla stessa prefettura il 31 di maggio scorso. Ancora cronaca, ha speso banconote false, rubato alcuni indumenti in vari negozi nel centro di Rapallo. Per questo motivo una 39enne è stata arrestata dalla polizia del commissariato di Rapallo. Nella mattinata di sabato la donna ha fatto spese in vari negozi del centro di Rapallo con pezzi contraffatti da 50 euro. Alcuni commercianti si sono accorti della truffa e hanno chiamato gli agenti che in seguito hanno fermato la donna trovandola in possesso di altre banconote false e di abiti trafugati. La fabbrica di Cioccopilato si aggiudica la 26esima edizione della Barcarolata di Sesti Levante. 17 le imbarcazioni che hanno sfilato ieri sera nella Baia del Silenzio, gremita di pubblico. Quest'anno la manifestazione era stata rimandata di una settimana a causa del maltempo dello scorso weekend. Vediamo il servizio che abbiamo preparato. Bottino pieno per la fabbrica di Cioccopilato che vince la Barcarolata 2019 e si aggiudica anche il premio speciale della giuria dei bambini. La fabbrica ha preso vita da un'idea di 4 ragazzi 25enni, originari della frazione di Pila, che hanno allestito una costruzione fedele alla celebre fabbrica di Roald Dahl. Secondo posto per la Turbo Lumaca del gruppo Maya and the Honest Man. Il gradino più basso del podio invece per la Freccia di Portobello, dei ragazzi del Box 181. Quest'anno, nonostante lo spostamento per il maltempo, ho visto davvero una presenza di persone enorme. Mi sembra una delle barcarolate più partecipate degli ultimi anni e davvero vedere le barche, l'energia delle persone nel realizzarle, uno spettacolo pirotecnico davvero di un grande fascino poi in questa cornice, quindi una grande soddisfazione. Dopo la sfilata dei 17 natanti in concorso si è svolto lo spettacolo pirotecnico. Un grande successo di pubblico per un evento consolidato, che è di grande richiamo sia per i locali e sa generare molta curiosità e attenzione anche nei turisti. È un'edizione all'insegna della tradizione, direi, consolidata, e direi che anche quest'anno la Barcarolata non ci ha deluso. Tempo perfetto, una buona partecipazione e il gran finale dei fuochi, come sempre si fa distinguere, insomma, e concludere degnamente la manifestazione. Il Chiavari Canoa Polo è nella storia, la squadra infatti ha conquistato il 9° scudetto nella finale vinta ieri all'Eur di Roma, battendo 3-2 la Polisportiva Canottieri Catania. Grande la prestazione di Luca Bellini, autore di 3 gol. Il Catania, campione d'Italia lo scorso anno, ha dovuto così cedere lo scettro ai chiavaresi della Proscogli. E parliamo di calcio, la Virtus Entella ha ufficializzato oggi la cessione dell'attaccante Deni Mota Carvalho alla Juventus. Il portoghese era arrivato a Chiavari nel 2015 a 17 anni, giocando sia con la Primavera che poi con la prima squadra. Ora la nuova avventura con i bianconeri torinesi. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per domani. Può partire. Appuntamenti in agenda per martedì 6 agosto. Torna il mercato agricolo in via Salvi a Sesti Levante, aperto dalle 9 alle 13. Presenti le attività locali con i loro prodotti. Seconda serata di A Tavola in Val Graveglia, la rassegna dedicata ai piatti della tradizione ligure e alla musica. Dalle 19, nell'area verde Sandro Pertini a Conoscenti di Ne, sarà possibile gustare le proposte degli operatori turistici della valle. Ultima serata della Festa dei Tre Borghi a Battilana il Casarza Ligure. Alle 19 apertura degli stand gastronomici e dalle 21 serata danzante con i Caravel. All'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante, anteprima assoluta dello spettacolo Caterina, Artemisia, Ipazia e le altre, diretto da Consuelo Barilari, inizio alle ore 21. Visita guidata gratuita nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sesti Levante, dalle ore 21 alle ore 23. Musiche da Oscar è l'omaggio a Ennio Morricone, con la direzione del maestro Albertini, la voce di Angelica De Paoli e la musica dell'ensemble Le Muse.
alle 21 nel Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante. A Santa Margherita si svolgerà la manifestazione Liguria Musica e Altro, con lo spettacolo comico di Andrea Carlini e il concerto tributo a Fabrizio De André e di Graziano Nardini, alle 21:15 nella sala congressi dell'Hotel Regina Elena. Musica in piazza Chiavari con la Tigullio Jazz Band e la voce di Elena Ventura, che porteranno standard e classici della canzone d'autore. L'inizio alle ore 21:30 in piazza Matteotti. E con l'agenda di Telepace termina il giornale. Prossimo appuntamento Tigullio oggi, domani 12:45. Grazie per essere stati con noi. L'augurio di una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.